dopo la manifestazione alla prefettura, una manifestazione con i mezzi, con chi quotidianamente ha lavorato e spererà di continuare a lavorare in quanto avanza dei soldi, ma il futuro è incerto. Oggi le imprese con i propri mezzi qui davanti alla sede di Girgenti Acque. Sì, con i mezzi di lavoro davanti alla sede degli uffici di Girgenti Acque, simbolo della protesta, perché i mezzi sono fermi, improduttivi, e quindi questo è un dramma. I crediti vantati che ovviamente rischiano di perdersi, non c'è presente, non c'è futuro, dunque una situazione davvero drammatica, molto complessa, difficile. Qui serve un intervento straordinario della politica, delle istituzioni, delle autorità competenti. Facciamo appello alla Regione Siciliana, al Presidente Musumeci, all'assessore Zambuto, al Vicepresidente Di Mauro, dell'Ars, a tutti i deputati agrigentini, perché si facciano carico di questa tematica, di questa emergenza, perché è un'emergenza sociale, occupazionale ed economica. Sono il rappresentante delle imprese Truncalezzo, che sono io la mia onestà individuale, sono arrabbiato perché ad oggi non vedo nessun interesse da parte del governo regionale e nemmeno da quello nazionale. Mi aspettavo che il Presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, avesse dato magari un segnale, invece fino ad oggi sono tutti in silenzio. Purtroppo il prefetto non può fare niente perché magari non ha le risorse finanziarie per poter risolvere il nostro problema. E noi delle imprese ci è stato ordinato da parte dello Stato a fare dei lavori che ora purtroppo, siccome il Tribunale fallimentare ha ritirato tutte le somme a disposizione del commissario Venuti, e quest'ultimo in sostanza non ci può pagare. Quindi chiedo che qualcuno abbia un po' di interesse per noi. Siete preoccupati? Certamente, sì, perché noi abbiamo, io il primo di cui ho 3 dipendenti e non so che futuro ci potrà essere anche per loro, oltre che per il mio futuro sicuramente. Allora, la nostra preoccupazione è innanzitutto che vantiamo dei crediti da parte di Girgenti Acque e da una comunicazione da parte del Tribunale fallimentare di Palermo. Questi soldi, tra virgolette, ci sono stati negati, quindi non sappiamo come dobbiamo pagare i nostri fornitori, non sappiamo come fare con gli impegni presi con la banca. Siamo sinceramente Insomma, in grande difficoltà. Siete preoccupati? Certo, no? Assolutamente che siamo preoccupati. No, ancora attualmente abbiamo avuto un incontro. Attualmente abbiamo avuto un incontro alla prefettura e ci ha rassicurati, ma non so fino a che punto queste rassicurazioni ci sono. Dico, attualmente ci è arrivata una PEC da parte del Tribunale fallimentare in cui ci dicono che i crediti sono nel fallimento, quindi dico, quando li vediamo noi questi soldi? Cioè, cosa ci dobbiamo andare a dire ai nostri fornitori che ci chiamano perché vogliono i soldi, vogliono il materiale pagato che abbiamo usato per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Le nostre banche vogliono, ovviamente, chi ha delle fatture anticipate, vogliono che ritorniamo i soldi indietro, insomma c'è una situazione abbastanza pesante. Attendiamo risposte che non arrivano purtroppo, siamo in fase di agitazione, non soltanto per noi singolarmente come imprese, ma più per il futuro dei nostri dipendenti che da domani si ritroveranno senza lavoro e nella brutta ipotesi un licenziamento. Abbiamo i creditori che ci stanno alle calcagna perché giustamente pure loro si ritrovano in mezzo a questo oceano di crisi economica che ci sta devastando come imprese di Girgenti Acque. Oggi siamo qua non soltanto con i mezzi ma anche per esprimere la solidarietà ai nostri colleghi della Girgenti Acque come fontanieri e geometri e tutto il personale, perché crediamo che questa crisi non è dovuta da noi imprese né da loro come impiegati e tantomeno dai cittadini. Qua è un problema politico e la politica si sta lavando le mani e questo a noi dispiace perché non c'è nessuno che sta venendo qui ad esprimere la propria solidarietà o a dare risposte soprattutto. Io sono uno di come tutte le ditte esterne, come le imprese, che ha ricevuto una PEC che spiega le motivazioni per cui non si può procedere ai pagamenti. E quindi che si fa ora? Non lo so. Ognuno seguirà o collettivamente o singolarmente le vie per il recupero dei propri crediti professionali o imprenditoriali. E il futuro? Il futuro non lo so, io non lo vedo bene perché non mi sembra che le cose stiano procedendo con una visione ben precisa, mi sembra che stiano procedendo un po' alla giornata e con molta improvvisazione.